13 luglio 2018, un'altra data triste e drammatica per il calcio agrigentino, amata, corteggiata, sedotta almeno a parole, abbandonata però nei fatti. L'Akragas, dopo 3 anni nel campionato professionistico, è costretta a tirare i remi in barca per essere travolta da un naufragio quasi annunciato, e l'annuncio ufficiale è stato dato ieri pomeriggio, ultimo giorno disponibile per l'iscrizione al campionato di Serie D, dopo la travagliata retrocessione subita nella stagione appena depositata in archivio. Queste le prime parole pronunciate dal presidente Alessi allo scadere dei termini. Ce l'ho messa tutta, anche mettendo a disposizione pubblicamente le risorse che servivano per l'iscrizione e una grossa sponsorizzazione. La holding iraniana si è tirata indietro e non è disponibile a subentrare, e neppure la città mi vuole, visto che ieri sono comparse quelle scritte contro di me allo stadio. Sui muri esterni all'impianto sportivo il messaggio è stato chiaro: Alessi, vattene, meglio radiati che svergognati. E la radiazione arriva puntuale. L'Akragas non è stata iscritta al campionato di Serie D, dunque ufficialmente scompare dal panorama calcistico, nell'indifferenza della politica locale ma anche del panorama imprenditoriale. Un'altra nuova, ennesima fine ingloriosa per il club biancoazzurro. Tutte le trattative per tentare di salvarla, compresa quella con l'iraniano, rivelatasi un bluff, sono dunque naufragate e la decisione è stata quella di non iscriverla. La società nei prossimi giorni sarà messa in liquidazione.